A Venezia esiste un'incisione nascosta su un portale antico. Raffigura un uomo con un turbante e un cuore umano in mano. E secondo la leggenda, quella scena sarebbe reale. Tutto accade davanti alla scuola di San Marco, oggi ospedale civile di Venezia. Lì viveva Cesco Pizzigani, uno scalpellino famoso. Aveva lavorato proprio a quella facciata. Poi sua moglie morì. Per salvarla aveva venduto tutto: bottega, attrezzi, casa. Finì a dormire sotto il portale che lui stesso aveva costruito. Di notte incideva il marmo con un vecchio chiodo, navi, volti, figure strane. Ed è lì che avrebbe visto una scena assurda. Un ragazzo levantino, figlio di una veneziana e di un mercante turco, litigava spesso con la madre. Dicevano che non appartenesse davvero a nessun mondo, né veneziano né straniero. Una notte la colpì con un coltello e le strappò il cuore dal petto. Poi scappò, ma attraversando il ponte inciampò. Il cuore cadde a terra e, secondo la leggenda, parlò. «Figlio mio, ti sei fatto male?» Il ragazzo impazzì, corse fino alla laguna e si gettò in acqua. E da allora, nelle notti fredde vicino all'ospedale civile, qualcuno dice di sentire ancora dei lamenti arrivare dalla nebbia, come se qualcuno stesse ancora cercando quel cuore.